Tranquilo. Terminato il mercato del venerdì, San Vito si prepara ad ospitarci per una fine settimana da dedicare alle sue bellezze. Vivace e dinamica, San Vito è anche una città ricca di storia ed arte, situata in una zona di particolare interesse naturalistico. Già all'esterno delle mura scopriamo importanti edifici storici, il settecentesco monastero della Visitazione e le torri inserite nella cinta che custodisce il centro. Nella chiesa di San Lorenzo è conservato un espressivo Vesperbild in pietra, quattrocentesca opera di scuola tedesca. Alle sue spalle, sul lato destro dell'Arcosanto, un affresco ritrae Vincenzo Ferreri. Realizzato dal Bellunello nel 1481, è uno dei primi esempi di pittura rinascimentale in Friuli. Proseguendo da San Lorenzo verso il centro, incontriamo la Torre Raimonda, fatta erigere nel XIII secolo assieme alle mura dal patriarca di Aquileia. La torre funge ancora oggi da porta che ci immette nel cuore storico di San Vito, piazza del popolo. Degno di nota è Palazzo Fancello, con la facciata affrescata con motivi a finta tappezzeria nei toni del verde e del rosso. Questa decorazione, datata alla fine del XV secolo, viene attribuita al Bellunello. Accanto a Palazzo Fancello troviamo Palazzo Altan Rota, edificio testimone delle fasi storiche di San Vito. Un giardino ricco di specie botaniche inquadra il retro del palazzo, oggi sede del comune. Sviluppatosi da un nucleo quattrocentesco, l'edificio ha assunto l'aspetto attuale agli inizi del nostro secolo grazie agli interventi dell'architetto Rupolo. Nelle sale si conservano estesi pavimenti veneziani, affreschi e dipinti eseguiti in vari periodi, soffitti alla Sansovina, decorazioni a stucco e antichi mobili.
piccola chiesa dell'Annunciata è uno dei più antichi gioielli artistici di San Vito. Risalente al XIV secolo, contiene affreschi che rappresentano gli evangelisti, alcuni episodi della vita di Cristo e immagini di santi. Dalla chiesa dell'Annunciata, attraversando l'antico borgo castello, si raggiunge Palazzo Altan, fatto costruire dall'omonima famiglia sanvitese nel XVII secolo. Un bel giardino all'italiana, limitato dalle mura cittadine, si sviluppa sul retro del palazzo. La Barchessa Settentrionale è sede del Museo Provinciale della Vita Contadina. Il palazzo conserva nelle stanze preziosi pavimenti, stucchi e affreschi. La chiesa di Santa Maria dei Battuti accoglie i visitatori che entrano a San Vito dalla torre Scaramuccia. Eretta alla fine del 1300 accanto all'ospedale della Confraternita dei Battuti, la chiesa fu ampliata nel secolo successivo. Il portale è opera del Pilacorte, che ricamò nella pietra una ricca decorazione a motivi vegetali, la Madonna della Misericordia e le effigi dei santi Vito e Modesto. L'interno della chiesa è a navata unica. Ai lati dell'arco di presbiterio, l'Amalteo dipinse San Paolo e David. Nell'abside è conservata una delle maggiori realizzazioni dell'artista. Il ciclo di affreschi rappresenta episodi della vita della Vergine. La ricusa dei doni di Anna e Gioacchino, la nascita, la presentazione di Maria al Tempio, l'Annunciazione, l'adorazione dei magi, e la fuga in Egitto. L'altare è settecentesco, opera del Baratta, che rappresentò nel rilievo la Madonna della Misericordia. Nella cupola, dove culmina l'affresco, è raffigurata l'Assunzione di Maria in un cielo di angeli e santi.
Il ciclo, realizzato tra il 1535 e il 1545, diede fama immediata all'Amalteo, tanto che lo stesso Vasari ricorda che l'artista dipinse a fresco nella chiesa di Santa Maria la cappella di detta Madonna, con tanta bella maniera e soddisfazione d'ognuno che ha meritato dal reverendissimo cardinal Marino Grimani, patriarca d'Aquileia e signore di San Vito, esser fatto de nobili di quel luogo. Nei pressi di Porta Scaramuccia troviamo Palazzo Zuccheri, con la sua struttura di edificio veneziano in terraferma, a cui si salda un giardino interno a corte. Discendenti da Taddeo e Federico Zuccheri, che nel Cinquecento erano a Venezia al servizio dei Grimani, gli Zuccheri hanno contribuito a mantenere un legame fra San Vito e la città dei Dogi. Gli artisti della famiglia Zuccheri hanno tratto ispirazione dalle specie animali che caratterizzano le zone umide attorno a San Vito, che si trova inserita in un tipico paesaggio di bassa pianura. Proseguendo a est, non lontano dalla frazione di Rosa, incontriamo il fiume Tagliamento, con l'acqua così limpida, come scriveva Pierpaolo Pasolini, che si vedevano nel fondo i sassolini di ghiaia lucente, con lo smisurato, calcinante greto in fondo al quale correva la linea verde-azzurra della riva sinistra, col campanile di Straccis appena visibile. A sud di San Vito, il sereno ambiente campestre di Savorgnano fa da sfondo alla trecentesca chiesetta di Santa Petronilla. Vicino a Savorgnano, nel paese di Gleris, troviamo la trecentesca chiesa di Santo Stefano. La facciata è decorata da un maestoso San Cristoforo, affrescato dall'Amalteo. Nel coro della quattrocentesca chiesa di Santa Maria delle Grazie a Prodolone, l'Amalteo ebbe modo di riproporre il tema della storia della Vergine. Nel presbiterio si trova un altare ligneo, cinquecentesca opera di Giovanni Martini, con statue raffiguranti il Redentore, la Madonna con il Bambino e 12 santi. Degno sfondo dell'altare, gli affreschi riguardano immagini di sibille e profeti incorniciate da medaglioni ovali e scene dalla vita di Maria, tra le quali si evidenzia l'incoronazione. Sulla parete sinistra della navata un affresco del Bellunello che rappresenta una splendida Madonna delle Grazie. Moderna costruzione, perfettamente inserita tra le tracce che i secoli hanno lasciato nella città, l'Ostello Europa ci attende, al termine della nostra visita, nel cuore di San Vito, cittadina cresciuta ed abbellitasi sotto lo sguardo austero delle Sibille e Gruppa ed Europa.